Avete avuto disagi e problematiche in seguito alla chiusura del porto? Certo, le problematiche sono che purtroppo la gente non arriva facendo così. Già siamo abbastanza non messi benissimo perché quest'anno abbiamo notato molta meno gente. Con questo non dico che il sindaco non faccia delle belle cose, anzi ne fa parecchie. Ma certo che questa è veramente una cosa non piacevole del porto perché scenderà ancora la nostra attività. Dopo, io lo chiamo lo tsunami di ottobre scorso, abbiamo avuto dei grossi problemi. Intanto la distruzione che c'è stata, il calo commerciale secondo me è stato notevole perché già Natale i commercianti erano in sofferenza e comunque secondo me, io parlo anche a livello personale, però mi sento di parlare anche a nome di altri colleghi, anche quest'estate c'è stato un grosso calo degli arrivi, del turismo, insomma si lotta, si cerca di apparire al meglio e così si va avanti. Avete avuto delle problematiche in seguito alla chiusura del porto? Sì, assolutamente, perché le problematiche non ci sono solamente per i commercianti sul porto, ovviamente ne risentiamo tutti, da noi, attività, commercianti, ristoranti, supermercati anche, perché purtroppo è veramente un disastro, assolutamente, per cui anche tanti turisti dopo quello che è successo, nonostante siano state fatte tante cose, pubblicità di recupero, però tanti turisti ci siamo accorti che assolutamente quest'anno non sono venuti, per cui ne risentiamo purtroppo tutti completamente.